Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Bentrovati amici, proseguiamo la nostra avventura all'interno della cristalloterapia e proseguiamo il discorso di come pulire e ricaricare in maniera energetica i nostri cristalli che vi avevamo detto. Quindi un altro metodo di pulizia consiste nel mettere i cristalli sotto la neve e lasciarli per 1 o 2 giorni. Per i cristalli invece scuri, e in genere per quelli non trasparenti, occorre un tempo maggiore di permanenza nell'acqua o nel sale o sotto la neve rispetto a quelli chiari o trasparenti. Vanno trattati allo stesso modo anche anelli, collane, spine e bracciali che contengono pietre. Prendiamo ad esempio in mano un cristallo. Il cristallo in mano anche con un pochino di sapone liquido con noi oppure di bagnoschiuma e cerchiamo di accarezzarlo bene dandogli il benvenuto, facendogli sentire tutto il nostro affetto e tutta la nostra gioia per aver trovato un amico. Adesso possediamo un cristallo energicamente pulito, ma anche energeticamente azzerato o quasi. All'operazione successiva, infatti, sarà quella di ridargli energia e di ricaricarlo, perché ricordatevi sempre che i cristalli non sono degli oggetti inanimati, ma hanno delle vibrazioni molto importanti, sia con noi che anche nella terra dove naturalmente loro si trovano. Comunque ci sono anche altri metodi di pulizia. Uno di quelli più conosciuti, ad esempio, è con l'energia solare. E come avviene? Più che pulizia sarebbe corretto dire ricarica, no? Come ricarica energetica. Quindi una buona ricarica energetica, ad esempio, con il sole. E come avviene? Si prende il cristallo e lo si espone alla luce solare per un tempo variabile che può andare da 1 ora anche a un'intera giornata, a seconda della grandezza e anche dell'energia che si ritiene necessaria. Unica avvertenza: alcuni cristalli, soprattutto quelli trasparenti colorati, possono perdere il colore oppure possono cambiarlo. Fanno quindi eccezione e occorre evitare la loro esposizione al sole. Quindi mi raccomando, documentatevi prima perché altrimenti perdono la loro bellezza. Ma anche con la luna è possibile caricarli. Basta esporre il cristallo alla luce lunare per un'intera notte e possibilmente, questo è importante, in un luogo aperto. Con l'energia della neve, ovviamente quando c'è, e anche quella della luna o del sole è molto importante perché esporre il cristallo alla luce, a queste luci, che sia solare o lunare, e soprattutto mettendola anche in una superficie innevata, i cristalli di neve andranno a potenziare ancora di più l'assorbimento di energia. Ma anche troviamo ancora anche con l'energia della terra e della natura, perché vedete, sotterrare il cristallo possibilmente vicino alle radici di una pianta e anche lasciarlo per almeno 2 o 3 giornate va molto bene. E vivendo invece in città può andare bene anche, ad esempio, all'interno di un vaso con una pianta d'appartamento. In questo caso il tempo sarà necessariamente più lungo perché non è all'interno naturalmente di un campo o di un giardino, ma è all'interno di un piccolo vaso. E possiamo trovare anche con l'energia della piramide, perché mettere il cristallo sotto una piramide con l'esatta misura della piramide di Cheope e lasciarlo per almeno 24 ore andrà a ricaricarlo molto di più, perché ricordatevi sempre che le piramidi sono una ricarica energetica. Quindi ognuna di queste energie, oltre a caricare il cristallo, gli darà una propria qualità.
e quindi ci permetterà anche di poterlo sfruttare a dovere e a pieno regime, perché il nostro cristallo sarà stato prima pulito e successivamente, come abbiamo sentito oggi, ricaricato, e questo sarà pronto ad agire con il vostro aiuto. Naturalmente una delle cose più importanti poi sarà anche la programmazione, che andiamo subito a vedere. Ritorniamo quindi al momento in cui, dopo averlo pulito, coccolato e ricaricato, lo mettiamo in un luogo dove si possa far vedere o ammirare, o cominciamo a tenerlo con noi in tasca o nella borsetta, a usarlo anche durante la meditazione. Esso è comunque ancora un cristallo di tutti, perché non è nostro personale, perché non l'abbiamo ancora ricaricato. Un cristallo che darà e accetterà l'energia da chiunque lo prenda in mano. Quindi è questo per dire che la programmazione significa che nel momento che io poi programmerò sarà solo mio. Quindi attualmente chiunque prenderà, dopo che l'abbiamo pulito e appunto energizzato, chiunque lo prenda, lui emanerà le sue energie. Quindi manca ancora un passaggio per far sì che diventi completamente nostro, che interagisca solo con noi. Manca, come dicevo, la programmazione. E prima di arrivare alla parte pratica, alla spiegazione del come fare la programmazione, vorrei spendere 2 parole sul significato, o meglio, sui significati che può avere questo termine. Programmare non significa imporre la propria volontà al cristallo, poiché ciò che sarebbe uguale a coercire ha una forma deteriore di possesso, ma ha il significato di un invito a entrare in totale simbiosi con la nostra personale energia e a interagire solo con essa, quindi sarà energia che io manderò al cristallo e il cristallo manderà a me. Quindi è un po' il chiedere pro tempo un diritto di esclusiva senza che ciò comporti un diritto al possesso energetico o alla sopraffazione. Lo so che la differenza può sembrare minima e che può sembrare difficile accettare un concetto del genere, ma essendoci già passati in queste programmazioni, vi posso garantire che la differenza c'è e che non è da poco. Quindi veniamo alla parte pratica. Programmare non è difficile ed esistono più modi validi, anche se possono passare tutti attraverso la comunicazione extrasensoriale. Ne descrivo uno, quello che si usa normalmente, ma ognuno poi potrà portare le varianti che ritiene più opportuno e che sono più in linea con il suo particolare modo di sentire. Dunque, per prima cosa ci si mette comodi in un ambiente silenzioso e si fa in modo di non essere disturbati. Utilizzando poi la tecnica del respiro, cercheremo appunto di rilassarci il più possibile per entrare in uno spazio di meditazione e di silenzio, come quasi facendo yoga. Cerchiamo di non aver fretta, di non volere ottenere a tutti i costi quello che vogliamo fare subito e di non fare, ma aspettare. Avremo in mano il cristallo da programmare e una volta che saremo pervenuti allo spazio di meditazione, porteremo il cristallo al terzo occhio. Il terzo occhio è il sesto chakra, cioè fra le sopracciglia, in centro fra una sopracciglia e l'altra, tenendolo con la mano sinistra e i mancini con la mano destra. A questo punto entriamo dolcemente in contatto con il cristallo, lasciandoci andare alla sua energia. Quindi come avviene? Semplicemente che quando riteniamo di essere pronti, dobbiamo chiedere al nostro cristallo per circa 3 volte un pensiero, ma deve essere un pensiero molto semplice e chiaro.
Fatto questo, possiamo passare alla fase della programmazione vera e propria. Questa naturalmente l'andremo a vedere nella puntata successiva. Quindi oggi abbiamo visto rispetto alla puntata precedente dove avevamo pulito i nostri cristalli, oggi li abbiamo ricaricati con vari metodi. Non c'è nessun problema se vivete in città o in campagna, perché vi abbiamo appunto elencato tutta una serie di circostanze che vi permettono in ogni caso di caricarlo, e ora avete un vostro amico fedele pronto ad aiutarvi. Grazie come sempre per essere rimasti con noi. L'appuntamento è per la settimana prossima. Avete ascoltato? Lo sapevate che?